familiare tra nomadi finisce con una sparatoria. Terrore in un quartiere di Treviso nel primo pomeriggio. 50enne in fin di vita raggiunto da proiettili in giardino. Il suo aggressore in fuga armato e ricercato dalla polizia. Primo weekend in fascia gialla con assembramenti e spritz di massa. La linea di Zaia è chiara. Si valuta un'ordinanza coi sindaci. Potrebbe entrare in vigore entro il prossimo fine settimana. Importante annuncio del governatore sul fronte vaccini. Il Veneto ha avuto dei contatti per l'approvvigionamento. Non è contrapposizione con il governo, ma prima viene la salute dei veneti. Doppia manifestazione tra Venezia e Mestre per lo sciopero ACTV, dipendenti sul piede di guerra contro la scelta dell'azienda di tagliare gli integrativi dagli stipendi. Sgominata dai carabinieri di Treviso una banda di romeni che derubava gli anziani con la tecnica dell'abbraccio. In un caso un 84enne era finito a terra morendo per le lesioni riportate. Dopo lo spettacolo della cerimonia inaugurale, il maltempo mette subito un ostacolo di fronte ai mondiali di sci di Cortina, annullata la prima gara in calendario, la combinata femminile. Plurilaureato in 4 mesi, Giulio De Angeli ha discusso 5 tesi. Ora il sogno di questo ragazzo di Este è quello di mettersi a servizio della ricerca per sconfiggere le malattie neurodegenerative. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque la cronaca subito da Treviso, perché c'è stata una sparatoria nel pomeriggio nel quartiere di Santa Bona tra dei residenti di etnia Sinti, motivi passionali a quanto pare dietro il ferimento di un 50enne gravissimo al Caffoncello. In fuga il responsabile, un 25enne che sarebbe nipote della vittima. Gli spari, forse 2, in pieno pomeriggio, i vicini che corrono in strada, il giovane che ha premuto il grilletto in fuga attraverso i campi, a terra il ferito, un 50enne Sinti, trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Borgo Capriolo, nel quartiere di Santa Bona, a Treviso, fa da teatro l'ennesimo gravissimo episodio di cronaca. Un regolamento di conti, stando a una prima ricostruzione dei fatti, legato a una questione familiare. Il ferimento alle 15, a esplodere i colpi di arma da fuoco, un paio, secondo i testimoni, un 25enne da poco uscito di prigione. Avrebbe sparato da una finestra al 50enne uno zio che si trovava in quel momento nel giardino della sua abitazione e con il quale aveva avuto una violenta discussione, legata probabilmente a dissidi per l'affidamento dei figli della nuova compagna del ragazzo, che avrebbe così deciso di risolvere la disputa. Un colpo ha raggiunto il 50enne alla testa, lasciandolo a terra sanguinante. I vicini hanno subito chiamato i soccorsi, immediato l'intervento dell'ambulanza del SUEM 118 e della polizia. Il 25enne è fuggito probabilmente armato ed è in queste ore braccato dalle forze dell'ordine con auto ed elicottero, mentre il ferito è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso. La polizia scientifica ha lavorato per lunghe ore per effettuare i rilievi sul luogo della sparatoria, dove è arrivato insieme al comandante della polizia locale Andrea Gallo anche il sindaco Mario Conte. E ora l'omicidio invece di Edis Cavazza, il 45enne ucciso dal figlio di 17 anni con un colpo di macete. Si sono svolte oggi le udienze di convalida per il ragazzo davanti al GIP del Tribunale dei Minori di Venezia e davanti al GIP di Rovigo per Annalisa Guarnieri, sua compagna 26enne. Fermo convalidato per i fidanzati accusati di omicidio premeditato in concorso. Per entrambi è stata inoltre messa la misura della custodia cautelare in carcere. Il 17enne a Treviso, la giovane donna nel carcere veronese di Montorio. I fatti si sono svolti, lo ricorderete, la sera di giovedì 4 febbraio, quando al rientro nella roulotte dove vivevano con la famiglia a Sant'Apollinare, frazione di Rovigo, il giovane si sarebbe accanito sul padre mentre la fidanzata avrebbe tenuto sotto minaccia la madre e i suoi fratelli più piccoli. Quindi un contesto analogo all'episodio che vi abbiamo raccontato prima. Andiamo ai dati del contagio da Covid, perché sono in continuo calo, lo dimostrano anche i numeri. Nelle ultime 24 ore in Veneto ci sono stati di fatto 369 nuovi positivi, anche se il numero dei decessi continua a rimanere elevato, sono 44. Nella schermata vedete il report diffuso da Azienda Zero nel pomeriggio di oggi. Si tratta dei numeri relativi alla giornata, alle ultime 12 ore, in cui vedete appunto che i nuovi positivi sono stati 152.
Quindi una situazione che va in miglioramento. Per far sì che questo miglioramento non si arresti bruscamente, forse bisognerà intervenire sugli affollamenti che abbiamo visto nel fine settimana un po' in tutti i capoluoghi veneti. Allora col nostro sondaggio di questa sera, il cui esito come sempre vi daremo poi nel corso di Ring in prima serata su Antenna 3, vi chiediamo: città affollate, servono secondo voi delle nuove restrizioni? Per rispondere sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Come detto appunto, l'esito poi di questo sondaggio, la vostra opinione nel corso di Ring in prima serata su Antenna 3 a partire dalle 21:15. La Regione potrebbe proprio adottare una nuova ordinanza, di questo parliamo, in vista del weekend. Il confronto con i sindaci è già iniziato, mentre sono stati avviati contatti autonomi per l'acquisto di vaccini. L'appello che faccio io è quello di fare massima attenzione. So che i sindaci delle città capoluogo mi hanno avvisato loro stamattina, mi ha avvisato il Presidente Conte, che è Presidente dell'ANCI, volevano fare una riflessione al loro interno. Noi non escludiamo di farne una anche nelle prossime ore, ovviamente rispettosi del fatto che siamo davanti a un contesto sociale e economico che non ha bisogno ancora di mazzate con ordinanze. All'indomani del primo weekend in fascia gialla con annessi assembramenti e spritz di massa, la linea è chiara: si valuta un'ordinanza con i sindaci che potrebbe entrare in vigore entro il prossimo fine settimana. Di certo, per regolamentare alcuni orari e altro, decisamente sì. Ma non sto parlando di confini comunali, questo è poco ma sicuro. L'obiettivo quindi è quello di scoraggiare i soliti assembramenti di fronte a un copione già visto in occasione di ogni riapertura, un continuo déjà vu che porta Zaia a formulare una provocazione. Se avessimo posti all'infinito negli ospedali, ma lo dico per assurdo e non sarebbe comunque sostenibile come ragionamento, potremmo anche dire che ognuno poi sceglie il suo destino. Peccato, riprende sempre il governatore, che il destino di ciascuno sia intrecciato a quello degli altri, per non parlare della necessità di tenere gli ospedali sotto controllo in un momento cruciale per i vaccini, tra i 1000 dubbi attorno ad AstraZeneca, i ritardi delle consegne e le mutazioni del virus. E qui sta l'altra notizia di giornata, con la regione sempre più intenzionata a procurarsi il vaccino per conto proprio. È vero che la regione ha avuto dei contatti. Noi li vogliamo avere nell'ambito della legalità totale, rispettosi di tutte le leggi nazionali e europee, e non la viviamo neanche come una contrapposizione, diciamo, al governo. Dobbiamo prendere atto che prima viene la salute dei veneti. Questo dunque le dichiarazioni del Presidente Zaia. Intanto sono state aperte le prime 5 linee di vaccinazione anti-Covid alla Fiera di Padova, con circa 300 operatori della sanità privata. Una sorta di prova del 9. Da lunedì 15 febbraio, con la partenza della vaccinazione degli ottantenni, si arriverà a 1000 persone al giorno. Tenga morbido. Non ho fatto niente, non ho fatto male né niente, quindi... Lei è un medico? Sono un tecnico di laboratorio, in un laboratorio di analisi. Contenta, sicura di farlo? Sì, contenta, finalmente, così siamo anche più sicuri. Alla fine della giornata saranno 340 gli operatori della sanità privata vaccinati nel padiglione 6 della Fiera di Padova, il primo dei 6 centri attrezzati a entrare in funzione nel territorio del Lusseo Canea. Ampio parcheggio disponibile, personale volontari della Croce Rossa all'ingresso accolgono le persone. Vengono fatti entrare in sala d'attesa, la sala d'attesa è divisa in base agli vari ambulatori, dopodiché si entra nell'ambulatorio, viene fatta l'anamnesi e dopo appunto viene vaccinata la persona, viene dato il certificato e il conseguente appuntamento fra 21 giorni. 15 minuti in sala d'attesa per il monitoraggio e la prima dose è andata, pronti a tornare tra 21 giorni esatti per la seconda. Lei mai ha avuto dubbi sul fare questo vaccino? Mi sono documentata bene, sono contenta che sia quello della Pfizer, pare essere più completo rispetto agli altri, e quindi sono contenta di farlo oggi con il vaccino della Pfizer.
Ecco, tutto ben organizzato qui dentro, cosa dice? Sì, molto bene. Una prova del 9 per quanto accadrà lunedì prossimo. Questa settimana gli operatori sanitari, la capienza massima a 600, più o meno 300-400 persone oggi, le prenotazioni sono ancora aperte. Dalla prossima settimana iniziamo con gli ottantenni e sono già arrivati a casa gli inviti per gli ottantenni e vaccineremo appunto su 10 ambulatori, quindi saremo più di 1000 persone al giorno verranno vaccinate. 5 le linee di vaccinazione aperte dalle 9 alle 19 per tutta questa settimana con i volontari della Croce Rossa a fianco del personale dell'ULSS. Credo che la sfida vera la affronteremo la prossima settimana quando oltre a questo punto vaccinale verranno attivati gli altri punti vaccinali. Noi come Comitato di Padova saremo presenti oltre a questo punto vaccinale anche a Cittadella, a Loreggia e a Piove di Sacco. Per ora qui verrà somministrato il vaccino di Pfizer-BioNTech, dosi che in caso di eccesso non rimarranno in fiera durante la notte, dove è comunque attivo un servizio di sorveglianza. Cambiamo tema, doppia manifestazione oggi tra Venezia e Mestre per lo sciopero a CTV con i dipendenti sul piede di guerra contro la scelta dell'azienda di tagliare gli integrativi dagli stipendi, vale a dire dai 350 euro mensili in busta paga. Il grido dei manifestanti da Mestre, San Giuliano a Venezia Tronchette è sempre lo stesso: dimissioni, cui segue un categorico a casa. Braccia incrociate in mattinata con oltre 1 migliaio di manifestanti tra capitani, marinai e autisti per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Dalle 10 alle 13 non è uscito un tram, un vaporetto, una motonave, un autobus. Oggi questo è il primo segnale. Sciopero che a Venezia vede dipendenti schierati in massa sia per il rinnovo del contratto, ma soprattutto contro la dirigenza CTV e l'annunciato taglio degli integrativi. Noi non accettiamo di andare a perdere il 35-40% della nostra busta paga. La decisione di CTV presa unilateralmente, dicono dipendenti, e senza contrattazione sindacale, così anche dalle RSU. Si tradurrebbe in una perdita netta di 350 euro al mese dal 1° aprile per un lavoratore con una media di anzianità di 30 anni, un autista che guida da 30 anni e al massimo dei suoi scatti d'anzianità. Quindi andiamo a prendere dal 1° aprile 1250 euro. La scelta della dirigenza CTV d'accordo con Cafarsetti per ridurre le spese in conseguenza alla crisi del turismo e ai mancati incassi dalle vendite dei biglietti. A CTV, da noi contattata per una replica, nella persona di Giovanni Seno, ci ha detto testualmente che l'azienda non rilascia alcun commento. Se l'azienda non ci ascolta, ai vari tavoli di confronto con le amministrazioni e con il prefetto, noi continueremo il PES successivo con 8 ore di sciopero 24. Dopodiché la gente andrà dal privato a prendersi i mezzi. Ed è andato male anche l'incontro del pomeriggio dei sindacati in prefettura per perorare i diritti dei lavoratori. Se non si trova una soluzione, l'azienda rischia il default per fine maggio prossimo, così dai bilanci a CTV. Dopo l'incontro del pomeriggio in prefettura, posizioni ancora distanti tra le parti, nonostante le esortazioni del prefetto Vittorio Zappalorto di cercare di superare le pregiudiziali al fine di scongiurare l'eventuale arrivo da fine maggio, primi di giugno prossimi, di un commissario. Rischio più che concreto, stando ai bilanci CTV. Accade infatti che attualmente la liquidità presente nelle casse dell'azienda per pagare i fornitori, gasolio per i bus e stipendi permette un respiro fino al prossimo 28 maggio, dopodiché sarà default. Significa che servono 39 milioni di euro a fronte di una previsione di perdita di 61 milioni di euro. Ecco spiegato il taglio degli integrativi in busta paga, che però tamponerebbe soltanto una situazione di per sé già compromessa. Ma se non si dovesse trovare un accordo, con il dichiarato default di ACTV ci saranno come conseguenza inevitabili tagli ai servizi e pure all'occupazione. Chiediamo a tutti un'assunzione di responsabilità, si ritiri l'atto, si crei un tavolo di confronto più alto con le istituzioni, con il governo, la regione, la città di Venezia compresa,
e ci si assuma la responsabilità di dire qual è la quantità di servizio a cui Venezia ha diritto. Saltato il previsto incontro di giovedì prossimo, 11 febbraio, sempre con il prefetto Zappalorto. Ora i sindacati chiedono l'intervento di governo e regione per vedere come finanziare i servizi essenziali su Venezia e capire se ad esempio i traghetti delle linee 11 e 17 siano equiparabili ai traghetti dei collegamenti presenti in Sicilia e Sardegna, per valutare eventuali possibili finanziamenti governativi. Chiediamo il ritiro immediato della disdetta, che è stato un tradimento nei confronti dei lavoratori da parte della direzione aziendale. Dobbiamo ripristinare una condizione di normalità. Nella stessa condizione dei dipendenti CTV anche i colleghi di AVM e Vela. Dacci i nostri euro, non dollari, euro. Speriamo che non ce li tocchino. È un calciatore della Primavera dell'Hellas Verona, il giovane è rimasto folgorato nelle prime ore di ieri nei pressi della stazione di Porta Vescovo dopo essere salito su un vagone. Andrea Gresele, 18 anni, residente a Isola Vicentina, aveva partecipato a una festa con altri 8 amici in un appartamento e probabilmente per un pericoloso gioco ha scavalcato la recinzione della ferrovia che costeggia il giardino del palazzo in cui si trovava. Si è arrampicato su una carrozza ferma sui binari, restando folgorato dopo aver toccato i fili che alimentano i treni. Il giovane calciatore è già stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico e nella caduta ha riportato anche la frattura di una vertebra. E purtroppo non ce l'ha fatta la bimba cinese di 16 mesi caduta dalle scale, è morta in ospedale per i traumi riportati. Troppo gravi ed estesi i traumi riportati. Non ce l'ha fatta la piccola di 16 mesi, precipitata martedì scorso dalle scale del condominio di Via Perosi all'Arcella, dove viveva con i genitori. La bimba cinese è morta nella notte tra sabato e domenica dopo 5 giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova, dove era arrivata in condizioni disperate dopo il volo di 4 metri. Martedì la bambina era in casa con la madre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la mamma stava chiudendo la porta di casa e la figlioletta in pochi secondi è sfuggita al controllo e, gattonando nel pianerottolo, è scivolata tra le fessure della ringhiera della scala. Fin da subito i medici avevano rilevato danni cerebrali molto gravi. Ora anche la posizione della madre potrebbe aggravarsi e rischia di essere indagata, visto che la piccola era affidata a lei, ma si dovrà capire se anche nel palazzo le norme di sicurezza siano state rispettate. La famiglia viveva da tempo nel condominio di Via Perosi. Il papà è un insegnante della scuola cinese del quartiere. Ora nel Trevigiano, sgominata la banda che derubava gli anziani con la tecnica dell'abbraccio. Tra le vittime un 84enne di Arcade che era deceduto poi in seguito alle lesioni che aveva riportato cadendo a terra. 3 cugini tra i 21 e i 27 anni agivano a danno degli anziani. Per derubarli usavano la cosiddetta tecnica dell'abbraccio. I soggetti fragili venivano avvicinati con un pretesto e poi derubati dei gioielli che indossavano, anche con vere e proprie aggressioni. 2 giovani donne e un uomo con origini rumene sono stati arrestati in Romania e in Slovenia su un mandato di arresto europeo del Tribunale di Treviso, a seguito delle indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Treviso. I 3 dovranno rispondere di furto aggravato, rapina aggravata e omicidio preterintenzionale per aver aggredito Giovanni Coghetto, l'84enne di Arcade, il 2 agosto. L'uomo, per difendersi dalle 2 donne che gli strapparono la collana, era stato strattonato e fatto cadere e le lesioni riportate lo portarono alla morte poche settimane dopo. Il modus operandi dei 3 è stato rivelato grazie alle telecamere di videosorveglianza. È dall'Opel nera che studiavano le potenziali vittime per poi avvicinarle nei pressi di chiese o cimiteri. E sempre il 2 agosto a Motta di Livenza avevano derubato una 70enne con la stessa modalità. Si tratta di una banda di 3 persone senza fissa dimora, con precedenti specifici, che era attiva nel centro Italia e nel nord-est. Veneto, Lombardia, Toscana e Marche, ma anche all'estero, dove sono stati arrestati in attesa di essere consegnati alla giustizia italiana. Nei giorni scorsi era stata diffusa sui social la notizia che alcuni clochard erano stati allontanati dai netturbini con gli idranti. Siamo a Vicenza. AIM smentisce categoricamente e con il sindaco Rucco annuncia possibili querele.
Acqua gelida sui clochard, idranti su persone inermi, a cui vengono gettate le poche coperte che hanno per ripararsi dal freddo. Abbiamo capito bene? Ma davvero a Vicenza girano aggressori così spietati e inumani? E chi sarebbero? Squadre di operatori ecologici a lanciare l'accusa all'associazione Welcome Refugees, che con un accento di imperante anglofonia significa accogliere i rifugiati. Questa storia dei senza tetto bagnati con gli idranti dagli operatori ecologici del comune di Vicenza poi è girata sui social finché la polemica è montata ed esplosa, scatenando indignazione e reazioni rabbiose. Oggi, dopo giorni in cui hanno avuto spazio post, critiche, insulti, sarebbe bene fare qualche riflessione. Innanzitutto ascoltiamo anche la voce degli accusati. È possibile che lavoratori che si alzano alle 4 del mattino per pulire le strade improvvisamente si trasformino in crudeli molestatori di poveri senza tetto? Sono lavoratori che si alzano presto la mattina oppure fanno i turni di notte e quindi in condizioni anche spesso disagiate. Non gli passa neanche per la testa di andare a molestare i clochard. Il loro compito è un altro ed è quello di tenere in ordine la città. AIM Ambiente respinge con forza queste accuse e difende i suoi operatori. Respingo con forza le accuse che sono montate in questi giorni. Certamente noi stiamo anche valutando delle azioni a tutela del buon operato della società e del buon operato degli operatori che con grande sforzo cercano di tenere in ordine e pulita la città. Quindi stiamo valutando la possibilità di querelare le persone che hanno cominciato questa situazione, che assolutamente credo in questo momento sia sfuggita di mano a tutti, e di querelare eventualmente anche chi ha riportato le notizie in maniera non corretta e subdola. Insomma, AIM ribadisce che gli operatori ecologici a Vicenza raccolgono solo le coperte e gli stracci abbandonati agli angoli delle strade. Tante volte sono gli stessi cittadini che segnalano sporcizie e degrado e chiedono un intervento di pulizia davanti alle case, alle vetrine o nei parchi. Questa è la posizione di AIM Ambiente e anche il sindaco adesso annuncia di essere pronto a farsi valere anche per vie legali. È giusto che la città di Vicenza, che è stata ingiuriata e offesa sui social nelle scorse ore, si tuteli, e quindi come sindaco della città sarà necessario la valutazione anche di querele nelle sedi giudiziarie. Ora veniamo ai mondiali di sci di Cortina, che partono sotto l'inclemenza del tempo che ha causato l'annullamento della prima gara in calendario. Vediamo. Non bastavano le restrizioni imposte dai protocolli Covid, ci si è messo anche il maltempo che per tutta la giornata di domenica ha rovesciato sulle Dolomiti pioggia e neve come non ci fosse un domani, sicché le prime due gare d'apertura dei mondiali 2021 valide per la medaglia di combinata sono state annullate. Condizioni proibitive per la sicurezza degli atleti hanno imposto lo stop e per il recupero si attendono le decisioni dei tecnici. Incertezza anche per i due Super G di martedì, perché le previsioni meteo dicono che il tempo volgerà il bello tra un paio di giorni. Nell'attesa si parla della cerimonia inaugurale dell'unico evento sportivo autorizzato in pandemia. Sotto la pioggia e nonostante la neve, insomma, è stato comunque un momento che ha dato un segnale di ripartenza. Lo sport nel mondo riparte da Cortina e questo comunque è un segnale estremamente positivo. La sfida più ardua è perciò quella di portare lo sport della neve oltre il Covid e di scrivere una nuova pagina di storia per la regina delle Dolomiti. Con orgoglio il sindaco Ghedina ha parlato di mondiali simbolo dell'Italia che riparte e vince in un contesto in cui Cortina è di nuovo protagonista 65 anni dopo le Olimpiadi del 1956 e oramai in fermento per ospitare l'evento in tandem con Milano nel 2026. Grandi momenti di suggestione, emozionante la discesa del tricolore portato dai carabinieri del reparto di Cortina assieme agli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza. La storia di Cortina, della principessa diventata regina raccontata dall'attore Francesco Montanari, la musica di Gabbani e della Nannini, lo show del tenore dall'Arena di Verona. Sono convinto che grazie all'organizzazione straordinaria che è stata messa in campo dalla Fondazione Cortina 2021 sarà comunque un mondiale indimenticabile e darà una grande immagine al mondo del nostro territorio. Saranno gare a porte chiuse, come è noto, ma a Cortina si cerca di fare di tutto per superare l'assenza di pubblico e la mancanza degli eventi collaterali. Rigorose le procedure anti-Covid, 4 i centri predisposti in paese per i tamponi rapidi che debbono essere ripetuti con cadenza quotidiana.
Ora ad Este, plurilaureato in 4 mesi, Giulio De Angeli ha discusso 5 tesi e ora il sogno di questo ragazzo è mettersi al servizio della ricerca. Ho iniziato laureandomi in medicina a fine luglio, poi biotecnologia a settembre, ingegneria a ottobre, a novembre non c'erano appelli, quindi anche volendo non si poteva, e a dicembre ho completato la magistrale in biotecnologie molecolari e Sant'Anna. 5 tesi discusse in 4 mesi, ma non chiamatelo genio. Giulio De Angeli preferisce definirsi un ragazzo a cui piace studiare. 26 anni di Este, a dicembre il suo ultimo traguardo, la laurea magistrale in biotecnologia molecolare con il massimo dei voti. Basta studiare, non ci vogliono i superpoteri, davvero. È una cosa che, come ho fatto io, può farla chiunque. E secondo me la grande differenza, il delta, proprio il differenziale, è la motivazione. Bisogna essere innamorati di quello che si fa. Il giovane studente dell'Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant'Anna ha un sogno preciso. Il mio sogno è fare il ricercatore, in particolare nell'ambito delle malattie neurodegenerative, che sono la pandemia con la P maiuscola, nel senso che sono un problema di portata veramente devastante, che riguarda qualcosa che è dell'ordine di 1 su 3, 1 su 4 di noi, per il quale al momento non abbiamo alcuna terapia eziologica. Sguardo limpido e tanto entusiasmo. In questo Giulio rispecchia appieno i suoi 26 anni. Oltre allo studio, la passione per l'aeronautica e la musica, ma quando parla di ricerca scientifica sembra un veterano. Il ruolo centrale ce l'hanno gli scienziati, perché devono imparare sempre di più a comunicare quello che fanno, e non solo fra di loro, non solo con i paper scientifici tecnici che sono fatti per essere capiti dagli addetti ai lavori, ma anche comunicando al grande pubblico l'importanza del proprio lavoro, perché solo così il pubblico avrà consapevolezza della vastità delle ricerche che c'è dietro ad ogni scoperta scientifica, ad ogni vaccino, ad ogni farmaco. Nel futuro di Giulio dunque la ricerca, forse all'estero, ma in stretto contatto con il suo paese, perché non vuole essere considerato un cervello in fuga. Adesso sto lanciando un progetto di orientamento che arriverà in tutta Italia e si chiama A Choice for Life, e sarà dedicato a tutti i ragazzi delle scuole superiori e dei primi anni di università. Trovate tutto sulla mia pagina Facebook e sul sito achoiceforlife.it, che sarà operativo a breve. Dai, di nuovo, ciao. Grazie ancora. Vi ricordo questa sera dalle 21:15 l'appuntamento con l'attualità politica di Ring, in prima serata su Antenna 3. Ospiti di Ferdinando Avarino saranno il sindaco Mario Conte, sindaco di Treviso, poi Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle, Massimo Bitonci della Lega, Alessandro Luigi Bisato, segretario regionale del PD, e infine Lucio Miranda, presidente di Export USA. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Via vai di perturbazioni atlantiche sull'Italia, con il tempo che peggiora nuovamente sul nostro territorio. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di martedì 9 febbraio. Sul Veneto sarà una giornata, vedete, decisamente variabile. Al mattino infatti avremo molte nubi con piogge piuttosto frequenti e a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio migliorerà con pause più asciutte e soleggiate, ma in serata e soprattutto durante la notte avremo ancora precipitazioni un po' dappertutto e localmente saranno anche intense. Temperature senza notevoli cambiamenti, minime tra 3 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e i 12 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il contesto sarà instabile, con piogge diffuse ovunque, alternate a momenti più stabili. Nella notte fenomeni anche forti. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime invece sui 10-11 gradi. Ci spostiamo ora infine sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà opposta, vedete, in giornata bel tempo, ampiamente soleggiato, anche qui peggiorerà a partire dalla tarda serata. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 9-11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.